Ignazio Ganga, segretario regionale della CISL, oggi a Nuoro per questa manifestazione dei lavoratori dell'INPS. Una manifestazione a Nuoro come in tutte le piazze d'Italia per una situazione insostenibile, perché stanno smantellando la pubblica amministrazione pensando che smantellandola le cose in questo paese possano funzionare meglio. La crisi può essere accompagnata e si esce nella misura in cui un'amministrazione pubblica efficace e efficiente saprà accompagnare l'uscita dalla crisi, quindi accompagnare le imprese, accompagnare i cittadini. Mai come durante la crisi è fondamentale un buon funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche perché voi sapete molto bene che da una parte garantisce l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, ma dall'altra parte accompagna la crisi garantendo tutto il sistema del sostegno al reddito e quindi degli ammortizzatori sociali. Allora, l'astensione dal lavoro, le assemblee si svolgono in concomitanza in tutta Italia, promosse dalle RSU e da tutti i sindacati. Quello che noi contestiamo è la variazione del bilancio dell'INPS, ossia con la nuova legge di bilancio all'INPS verranno tagliati a regime oltre 500 milioni di euro, di cui 94 dagli stipendi del personale. Questo comporterà chiaramente un taglio di tutte le spese dell'assistenza e della previdenza e colpisce non solo noi come lavoratori, ma colpirà soprattutto i cittadini. Per questo noi stiamo qua a ribadire, come abbiamo fatto già altre volte, la difesa della previdenza pubblica, la difesa della previdenza sociale e che il super INPS che nasca non deve essere pagato dalle tasche dei lavoratori e dalle tasche dell'utenza, dalle tasche di chi soffre in definitiva. Perché noi gestiamo soprattutto, vediamo ogni giorno la sofferenza e il disagio non solo dei lavoratori, dei disoccupati, ma anche dei piccoli imprenditori.